Anna Maria Botticelli e Maria Filomena Sica, che tutti chiamano Mariena, hanno confessato di aver ucciso Nadia Roccia. Hanno raccontato nel corso di un esperimento giudiziale all'interno di un incidente probatorio come hanno agito. Hanno ripercorso ogni singola mossa. Non hanno però detto nulla del movente. Sui giornali si dà, come sempre avviene, molto credito alla pista satanica. È la più suggestiva per i media. La notizia che ascoltate e registrate mentre erano in procura, le due ragazze hanno citato Lucifero e che Mariena ha detto la frase «sono stata anch'io con il demonio», è quella a cui viene data la più grande rilevanza. Arrivano in procura lettere anonime in cui qualcuno parla di riti demoniaci. Una telefonata segnala che le ragazze andavano spesso al cimitero del paese. Altri ragazzi dicono «sì, ma lì ci andiamo tutti per fumare una sigaretta in pace, senza che nessuno ci veda». Il padre di Anna Maria dice ai giornali «mia figlia è posseduta dal demonio». La polizia indaga, non c'è nessun riscontro, nessuna notizia di piste sataniche. L'ipotesi che verrà fatta in seguito è che il loro fosse una sorta di gioco sessuale a parole. Anche la pista della prostituzione suggerita da una telefonata anonima non trova alcun riscontro. Sui giornali si parla molto anche della freddezza che le due ragazze avrebbero dimostrato nel corso dell'esperimento giudiziale. Ecco cosa disse l'avvocato di Mariena Sica, Raul Pellegrini, che spiegò di essere stato contrario allo svolgimento dell'esperimento giudiziale. Io temevo questo clima da linciaggio, io questo temevo perché poi, come ho sentito dire dal giudice Diella, ed è vero, tutto quello che le ragazze avevano detto nel corso degli interrogatori si è dimostrato vero, però qual era la trappola per noi difensori? La trappola era questa, che se non avessimo dato il consenso ci avrebbero detto che non volevamo collaborare con la giustizia. Se invece lo avessimo fatto, se avessimo dato questa collaborazione, avremmo mostrato quello che poi voi avete stigmatizzato, la freddezza, la insensibilità, oppure scambiare un sorriso, che sicuramente non è un sorriso di divertimento, ma era sicuramente un sorriso di chi sta vivendo un'esperienza quasi isterica, perché deve cercare di ricordare e di rivivere un'azione terribile. Sono state poi scambiate tutte queste espressioni per insensibilità, per freddezza, per mancanza di pietas. Disse l'avvocato Gianluca Ursitti, legale di Anna Maria Botticelli. Si partiva da un presupposto, che la ragazza era morta, è stata uccisa alle 17:45, quindi c'era questo gap di 2 ore e l'esperimento giudiziale, come tutti gli altri incidenti probatori, è stato poi promosso proprio per questo, per dimostrare che non potevano le ragazze aver ucciso con quelle modalità a quell'ora alle 19:30, 19:20 come raccontavano loro, ma era successo molto molto prima con condizioni di visibilità diverse. Il problema principale era quello di dimostrare, di cristallizzare la menzogna delle ragazze rispetto agli orari. Noi dovevamo portare a casa le generiche almeno, quindi la confessione aveva una valenza per noi fondamentale. Se io confesso un omicidio premeditato e mento sull'ora, o copro persone o copro motivi. Il problema è questo. Quando l'avvocato dice «noi dovevamo portare a casa le generiche», si riferisce alla possibilità di ottenimento delle attenuanti generiche. Quindi l'esperimento giudiziale era stato svolto per capire se realmente le cose fossero andate come raccontato dalle due ragazze e soprattutto se le condizioni di visibilità fossero compatibili con la dinamica descritta. Restano dei punti da chiarire. Se l'omicidio è avvenuto realmente prima di quanto raccontato, così come ha stabilito l'autopsia, che cosa è accaduto in quell'ora e mezza? Perché Anna Maria Botticelli e Mariena Sica mentirebbero su questo punto? Il pubblico ministero Viola ipotizzerà che in quel lasso di tempo sia intervenuto qualcuno nel garage che abbia contribuito a creare una scena in qualche modo compatibile con il suicidio. Ma prima ancora, qual è stato il movente? C'è la storia raccontata da Anna Maria, cioè che si sentiva appressata da Nadia Roccia, che era innamorata di lei. Ma non è per gli inquirenti un movente credibile.
E anche sull'innamoramento di Nadia e sulla sua presunta omosessualità esiste solo ciò che ha detto Botticelli. Non si sa nemmeno se ci fosse qualcosa di vero. Dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale. Noi pensiamo sempre che per compiere un efferato delitto, come si usa dire, bisogna essere per forza... È il vecchio enigma, no? Gli americani dicono pazzo o cattivo, per fare la sintesi, e qui mi sembra che siamo nella stessa situazione. Se escludiamo la follia non rimane che la cattiveria. Queste cose purtroppo avvengono. Il problema del movente, ti dirò, secondo me, è in questo come in tanti altri processi un falso problema, perché veramente si vedono persone che uccidono per nulla, cioè per delle cose che se tu le prendi da un punto di vista logico, sono prive completamente di senso. Se io mi sono trovato con gente che ha ucciso e dice ma perché hai ucciso? Non era pronto il computer, non è una risposta sensata. Poi c'è quell'altro famoso, perché hai ucciso? Perché il pappagallo della vicina mi insultava. Che dire, che dire? Purtroppo il movente è qualcosa che alle volte noi non siamo in grado di comprendere perché è veramente qualcosa di estremamente personale. Ognuno di noi dà importanza a qualche cosa, alle volte un'importanza spasmodica, a qualcosa che magari per gli altri non ha la stessa rilevanza. E purtroppo qui drammaticamente credo che sia successo questo. Quello che emergerà con il tempo e dalle perizie psichiatriche è sicuramente un legame quasi assoluto, morboso, tra Botticelli e Sica, in un rapporto che individuerà Anna Maria come la figura dominante e Mariena come quella più fragile. Il funerale di Nadia Roccia si tiene a Castelluccio dei Sauri, una settimana dopo l'omicidio. Il prete che lo celebra verrà poi arrestato 20 giorni dopo per un'altra vicenda. Sarà accusato di atti di pedofilia quando era parroco ad Arpinova, borgata di Foggia. Verrà poi condannato a 6 anni e mezzo di carcere. Qualche abitante di Castelluccio disse ai giornalisti in quell'occasione: «Venite qui solo per parlare male. Questo prima era un paese tranquillo». Inquirenti e giornalisti, questi ultimi soprattutto, parlano con le compagne di scuola delle 3 ragazze. Quello che emerge è un rapporto molto stretto, soprattutto tra Anna Maria Botticelli e Mariena Sica. Sempre insieme e sempre per conto loro, mentre Nadia Roccia, pur legata alle altre 2, era più distaccata, meno coinvolta. Del legame tra Botticelli e Sica, le compagne di scuola dicono che era Anna Maria a comandare. Una ragazza, dice, si sentiva la più bella del paese, salutava a malapena. Gli inquirenti si convincono sempre di più che Anna Maria Botticelli fosse la figura dominante nel rapporto con Mariena. In un nuovo interrogatorio è proprio Mariena Sica a spiegare al pubblico ministero quale sarebbe stato il movente dell'omicidio. Ed è un racconto spiazzante e decisamente assurdo. L'origine di tutto sarebbe stato un sogno. Un giorno Anna Maria l'aveva chiamata agitata, dicendole che di notte in sogno le era apparso suo padre, che Mariena aveva perso quando aveva 8 anni. Dice Anna Maria: «Non è la prima volta, è da 1 anno che tuo padre mi appare in sogno. Mi parla di te. A volte è contento, a volte no. Mi suggerisce cosa dovresti fare. Ora è molto arrabbiato con te per varie ragioni, ma ha detto che sarai tu a doverle scoprire». Poi, dopo qualche giorno, Anna Maria racconta a Mariena di non trovare più 7 milioni di lire che il padre le aveva affidato per non si sa quale pagamento e che lei aveva messo nello zaino. «Li ha presi il fantasma di tuo padre», dice. È arrabbiato perché la tua famiglia non fa dire messa in suo suffragio. Ed è arrabbiato soprattutto con te, perché non ti sei opposta al suo trasferimento dall'oculo alla cappella di famiglia. E quindi il fantasma aveva detto che Mariena avrebbe dovuto recuperare il denaro perso da Anna Maria. Solo così l'avrebbe perdonata. Quando il pubblico ministero chiede a Mariena Sica come abbia potuto credere a quelle cose, lei risponde: «Io credevo ciecamente a tutto ciò che Anna Maria mi diceva. Ero felice di seguirla. Mio padre aveva rubato quei soldi, toccava a me restituirli».
Mariena chiede in prestito al fratello 2 milioni di lire. Li consegna all'amica. Ma non è finita, perché una settimana dopo Botticelli dice a Mariena Sica che sono spariti altri 5 milioni di lire. Questa volta da casa di un insegnante con cui la ragazza sosteneva di avere una relazione. È stato di nuovo tuo padre. Il problema è che l'insegnante furioso accusa me di aver rubato quei soldi, dice Anna Maria. E poi aggiunge: tuo padre mi è apparso questa notte e mi ha detto che c'è un solo modo per far ricomparire quel denaro. Devi uccidere Nadia. Se lo farai, lui comparirà di nuovo in sogno e mi darà dei numeri per vincere al lotto. Non è nemmeno vero che Anna Maria Botticelli avesse una relazione con l'insegnante. Era una delle tante cose che inventava. In una pagina di diario scritta da lei venne trovata questa annotazione: giacché devo rifugiarmi nella mia realtà, prolifero la mia capacità di raccontare alle amiche una marea di fandonie, che puntualmente sono considerate verità. Invento e gli altri mi credono. Al termine dell'interrogatorio, Mariena Sica dice: solo ora mi rendo conto di quanto Anna Maria mi fosse entrata nel cervello. Ero succube, mi ha manovrata per farmi fare quello che voleva. Gli inquirenti sono scettici. È possibile che sia vero che Mariena sia stata manipolata, ma sembra inimmaginabile che credesse davvero alla storia del fantasma di suo padre. C'è la possibilità che Mariena stia cercando di addossare la responsabilità maggiore dell'omicidio ad Anna Maria, oppure di ciò che crede il pubblico ministero, che insieme abbiano deciso di apparire instabili, malate, incapaci di intendere e di volere. E questo sarebbe confermato dal fatto che anche Anna Maria racconta questa storia. Conferma quello che ha detto l'amica. Dice che tutto ciò che ha raccontato Mariena è vero, che realmente gli appariva in sogno il padre dell'amica dandole quegli ordini. Perché altrimenti avrei detto a Mariena di uccidere Nadia? Io non avevo niente contro di lei. Dice il maggiore Antonio Di Stasio nella trasmissione Ombre sul giallo della Rai. Entrambe confermano questa apparizione ad Anna Maria Botticelli del padre ormai defunto di Mariena Sica. La Botticelli aggiunge qualcosa di nuovo nella sua dichiarazione e riferisce che il padre di Mariena Sica, apparso a lei in sogno, aveva escogitato uno stratagemma per verificare la reale amicizia che esisteva tra la Sica e la Botticelli, con quella che doveva fare la Botticelli di esigere da parte di Mariena Sica la prova in questa sua volontà o ricerca di recuperare questi soldi. Ma anche qui la Botticelli aggiunge qualcosa di nuovo, riferisce che la volontà dell'uomo dei sogni era di voler vedere morta Nadia, era dettata soprattutto dal fatto che Nadia era stata una persona falsa nei loro confronti, perché di fronte alla promessa di ospitarle presso uno zio in America si era poi tirata indietro e quindi aveva fatto crollare questo loro sogno americano. Ma ancor più era ormai un intralcio a che l'amicizia tra Mariena Sica si consolidasse, ovvero, a detta della Botticelli, divenisse fulgida. Anna Maria Botticelli dice anche altro. Spiega che era stata Mariena a pianificare materialmente il delitto, facendo firmare a Nadia con una scusa un foglio bianco su cui poi loro avevano scritto a macchina il testo di spiegazioni del suicidio. Le due ragazze indagate quindi si accusano tra di loro, ma lo fanno in maniera scarsamente credibile, senza nemmeno troppa convinzione. Il movente resta, per gli inquirenti, ancora non individuabile. Né si riesce a capire quando Botticelli e Sica abbiano iniziato a progettare l'omicidio. Disse l'avvocato di Anna Maria Botticelli, Ursitti. Noi abbiamo un problema che sul prima del 14 marzo non sappiamo assolutamente nulla, sicché noi non sappiamo, se non dagli interrogatori, quando nasce questo progetto. Se il movente è il sogno, allora nasce dalla Botticelli. Se questo sogno non esiste, allora non nasce il progetto dell'omicidio. E questo è ciò che disse il pubblico ministero Alfredo Viola. Noi abbiamo appreso dalle stesse
ragazze che avevano predisposto una strategia di riserva, nel senso che pensavano di non essere scoperte, nel caso lo fossero state avrebbero sempre potuto far ricorso alla tesi della follia. Ci sono altre domande che non hanno risposta, secondo gli inquirenti. Quando le due ragazze sono state registrate in caserma prima dell'arresto, Mariana Sica ha detto la frase «Il maledetto per me sa di tutti e cinque». Il maledetto sarebbe il procuratore Viola, che stava conducendo l'interrogatorio. Ma a cosa si riferisce Mariana Sica quando parla di tutti e cinque? Una possibilità è che parli di loro due e delle altre 3 amiche a cui Anna Maria aveva detto della presunta omosessualità di Nadia Roccia. Chi indaga ipotizzerà però anche che le ragazze, sapendo di essere intercettate, abbiano detto frasi a caso, per confondere chi le stava ascoltando. Per questo avrebbero accennato a Lucifero e al demonio. È però un'ipotesi che appare anche questa poco solida. Perché allora, sempre in quell'intercettazione, avrebbero detto di temere cosa si sarebbe scoperto dall'autopsia? A confondere ancora di più la situazione si aggiunge un altro elemento. Durante una perquisizione effettuata nel carcere di Foggia, gli agenti della polizia penitenziaria scoprono nella cella di Anna Maria Botticelli una lettera. C'è scritto solo «Se parli muori». Chi ha mandato quella lettera? Il pubblico ministero Viola cambia l'imputazione per Botticelli e Sica in omicidio in concorso. È possibile quindi che ci siano dei complici, o perlomeno qualcuno che abbia aiutato le ragazze dopo l'omicidio. Anna Maria allora dà una nuova versione. Un uomo misterioso le aveva offerto, disse, 100 milioni per uccidere Nadia Roccia. C'è anche un testimone che dice di aver visto Anna Maria a volte su una Mercedes nera insieme a sconosciuti. Insomma, è tutto nebuloso tra cose reali ed evidenti invenzioni. In carcere le due ragazze si sono fatte consegnare quaderni e libri di scuola. Sosterranno entrambe, passandolo, l'esame di maturità. Mariana si è fatta portare anche il libro che stava leggendo quando è stata arrestata, Il rosso e il nero di Stendhal, mentre Anna Maria libri di Nietzsche e Schopenhauer. Poi emerge un altro possibile movente. Gli inquirenti pensano che l'accenno al viaggio negli Stati Uniti, citato nella finta lettera d'addio di Nadia Roccia, abbia importanza. Anna Maria e Mariana infatti erano veramente determinate a fare quel viaggio. Anzi, volevano andarsene per sempre da Castelluccio dei Sauri e dall'Italia, cercare lavoro in Nord America, stabilirsi lì. Ne parlavano spessissimo, dicono le compagne di classe. Nadia Roccia aveva parlato loro di uno zio che viveva a Toronto, in Canada. Possiamo andare lì, lui ci ospiterà e poi ci sposteremo negli Stati Uniti. Dopo qualche tempo Nadia Roccia aveva detto «No ragazze, non è possibile, mio zio non ci può ospitare». Questo, secondo il pubblico ministero, aveva scatenato la rabbia di Botticelli e Sica, che avevano deciso di punire Nadia. Ma anche questo possibile movente non ha in realtà nessun riscontro. Quindi ci sono le due ree confesse del delitto, ma il movente resta indeterminato, incerto. E c'è anche il dubbio che le due ragazze siano state aiutate dopo l'omicidio a riordinare il garage e a mettere il corpo di Nadia nella posizione in cui poi è stato trovato. Uno staging, insomma. Così viene chiamato nel Crime Classification Manual, redatto dai profiler dell'FBI, John Douglas e Robert Ressler, e dalla psicologa Ann Burgess, l'alterazione della scena del crimine, per sviare i sospetti e magari farli ricadere su altri. Il PM Alfredo Viola è convinto che Nadia Roccia sia stata uccisa intorno alle 17:30 e che le due ragazze abbiano poi chiesto l'aiuto di qualcuno prima di dare l'allarme, quasi 2 ore dopo. L'ipotesi è che il corpo di Nadia Roccia sia stato spogliato e poi rivestito e che il pavimento sia stato lavato per cancellare ogni possibile traccia. Questo spiegherebbe perché i vestiti della ragazza fossero umidi. Ma se qualcuno le ha aiutate a simulare il suicidio, possibile che non abbia pensato al fatto che risultasse assolutamente non credibile
l'uccidersi con una corda senza un gancio o un appiglio a cui appendere quella corda. Dice Rita Montrone ai tempi in servizio presso la Polizia di Stato a Foggia, che partecipò alle indagini. Col senno del poi, e glielo dico chiaramente, lì andava anche arrestato il fratello e andavano arrestati anche i genitori, perché solo che le prove, ovviamente devi avere le prove. Allora il fratello perché i genitori soprattutto, vabbè, il padre che aveva inscenato questa storia sicuramente per scagionare la sua figlia, purtroppo fatte le indagini in maniera proprio veramente anomala a mio avviso, perché sì, è vero che a Castelluccio dei Sauri un delitto del genere non è che capita tutti i giorni, è vero che i carabinieri lì non erano abituati a trattare casi di omicidio, mentre noi ad esempio eravamo abituati con i casi di criminalità organizzata. Però questo non significa niente, perché vanno fatte e rispettate delle regole, chiamiamole così, procedurali, e che purtroppo ti portano poi ad accertare più o meno la colpevolezza di chi ha commesso un reato. Per me non era possibile, essendo stato il delitto commesso in un garage dove c'era una scala d'accesso che portava all'appartamento della Botticelli, e che nel contempo queste 3 ragazze, quindi ci sarà stato un momento in cui la poverina, la Roccia, ha tentato ovviamente di gridare o di muoversi, di fare rumore, perché poi lì era un po' tutto scombinato. Quindi come mai i genitori non hanno sentito nulla? Possibile che nessuno ha sentito nulla? Possibile che poi hanno preso questa ragazza a distanza di ore, hanno portato lì presso il pronto soccorso, oppure aver avvisato la poverina della mamma e della sorella della Roccia? Oggi anche loro non ci sono più, perché la mamma poi si ammalò gravemente in seguito a questa perdita, e poi la sorella ebbe, credo, dei problemi di salute, morì anche lei. Una famiglia povera, però per bene. Come mai andarono ad avvisare i familiari dopo, mi pare, un paio d'ore dal delitto? C'è da dire che non venne trovata alcuna prova che desse riscontro a questi sospetti. Infatti il rinvio a giudizio e poi il processo riguardarono esclusivamente le 2 ragazze e nessun altro. È sulla loro personalità, sul loro legame, che si concentrò l'attenzione degli investigatori per riuscire a trovare il movente dell'omicidio. Dice la psicologa forense Ludovica De Fazio. Questi delitti che si creano all'interno di rapporti patologici sono sempre poco comprensibili e i moventi spesso rimangono nebulosi, perché le dinamiche psicologiche che si instaurano nei rapporti chiusi e con delle personalità di un certo tipo sono comprensibili, diciamo, solo all'interno di quel rapporto. All'esterno, certo, si può provare a comprendere tecnicamente cosa avviene, ma è proprio difficile da realizzare. In questo caso, la serie di combinazioni infelici sono una personalità tendenzialmente dominante, istrionica, narcisistica, come quella che è stata periziata della Botticelli, unita a una personalità più fragile, più dipendente, con questi vissuti di rabbia, di frustrazione, anche associati verosimilmente alla morte prematura del padre, si sono combinate e esasperate in questo sistema chiuso, senza contatti con l'esterno. All'interno di questi sistemi, un po' per la complementarità delle personalità, un po' perché sono chiusi, si possono creare queste idee, queste convinzioni e queste spiegazioni che sono credibili e utili psicologicamente solo all'interno di quel rapporto, perché noi sperimentiamo tutti nella vita di tutti i giorni che se abbiamo un'idea poco plausibile, una spiegazione insensata, abbiamo dei rapporti, delle relazioni che ci riportano all'esame di realtà, al senso critico, e che ci fanno comprendere che quella spiegazione forse non è plausibile.
In un rapporto come questo, invece, immaginiamoci che qualunque idea, anche la più malsana, venga confermata, rafforzata e arricchita. Quindi manca quel feedback sano, critico che tutti noi abbiamo, senza il quale probabilmente si svilupperebbero delle idee appunto poco sensate, che non verrebbero messe in discussione. E Nadia Roccia che ruolo aveva in questo legame? Ancora Ludovica De Fazio. Succede che evidentemente in questo rapporto, per quanto fossero amiche tutte e tre, evidentemente tra le due che hanno poi commesso il delitto c'era un rapporto diverso, più intimo, che escludeva in parte la terza, che era sì un'amica, ma comunque non si era costruita quella chiusura relazionale che invece si era costruita tra le due, ma che per sfortuna era abbastanza vicina da essere individuata come quell'oggetto che ha rafforzato ulteriormente il legame, perché poi il delitto in questi casi è quell'apice appunto di tutte queste costruzioni di cui stiamo parlando, che serve a suggellare ulteriormente un rapporto patologico con affermazione di identità di questo gruppo. Quindi era abbastanza vicina, ma non troppo. I legali delle due ragazze decidono di affidare una perizia psichiatrica su entrambe al criminologo Francesco Bruno, oggi scomparso. Il criminologo, parlando con un giornalista di Repubblica, dice: probabilmente ci sono altre persone che hanno svolto dei ruoli, ma molto marginali, e non si tratta certo di mandanti. Non ho colto nelle due ragazze la paura di un condizionamento esterno. Questo omicidio nasce da motivazioni patologiche, che probabilmente hanno a che fare con un aspetto salvifico. Uccidere quella persona significava salvare se stesse dalla perdizione, dalla mortalità, dall'omosessualità. In questo caso l'omosessualità inconscia gioca un ruolo estremamente rilevante. Per Bruno, Anna Maria Botticelli potrebbe aver avuto un interesse sessuale non corrisposto nei confronti di Nadia Roccia. Da qui la decisione di ucciderla con l'aiuto della succube Mariena. Non a caso, continua Bruno, nella lettera falsa del suicidio si parla di una presunta omosessualità della giovane uccisa. I paranoici infatti proiettano su altri quelle che sono le proprie pulsioni. Secondo Francesco Bruno, quello che riguardava Botticelli e Sica era un classico caso di follia 2, una personalità dominante ha preso il sopravvento su quella più debole e il sogno sulla realtà. Nella personalità psicotica, dice Bruno, la netta divisione tra l'io dormiente e l'io cosciente non esiste più. Il sogno dunque allaga la coscienza e dilaga nella realtà. Nel caso di Anna Maria Botticelli potrebbe essere addirittura l'istinto omicida a provocare i sogni. Il padre dell'amica, che le appariva in sogno e la spingeva a uccidere, era la sua motivazione onirica a realizzare l'assassinio. Quindi follia 2, o meglio folia 2, è una sindrome in cui due persone condividono la stessa condizione delirante. C'è un soggetto con una personalità più forte, dominante, che ha il ruolo di induttore, e un altro con una struttura più fragile, l'indotto. L'origine del delirio si trova nell'induttore, che trasmette le proprie condizioni psicologiche all'altro. Quest'ultimo interiorizza il delirio e lo fa diventare proprio. È una sindrome estremamente rara e difficile da diagnosticare. Il termine fu introdotto da due psichiatri francesi alla fine dell'Ottocento, Ernst Charles Lassagne e Jean-Pierre Farré. Oggi la follia 2 non è presente nel manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, il DSM-5, come categoria diagnostica autonoma, ma viene diagnosticato all'interno del delusional disorder, disturbo delirante. La follia 2 ha poi delle sottocategorie. Può essere imposta ed è quando un soggetto psicotico, l'induttore, trasmette le proprie idee deliranti a un individuo che inizialmente non presenta patologie psichiatriche. Simultanea, quando entrambi gli individui sviluppano sintomi psicotici contemporaneamente,
spesso influenzati da condizioni ambientali o sociali condivise. La follia comunicata è simile alla psicosi imposta, ma con la differenza che il soggetto secondario resiste inizialmente alle idee deliranti, per poi assimilarle piano piano. Infine, la follia indotta riguarda due soggetti già psicotici che si influenzano reciprocamente, rinforzando e alimentando a vicenda i propri deliri. Una caratteristica della follia 2 è che quando la persona indotta, cioè quella con la personalità più debole, viene allontanata dall'altra, spesso la sindrome per lei si risolve. È quello che era accaduto, secondo Francesco Bruno, a Mariena Sica. Come detto, è una sindrome rara e difficile da diagnosticare, dice Ludovica De Fazio. È una condizione molto difficile da verificarsi e che non può essere questo il caso a cui si applica, perché non è stato rilevato un disturbo psicotico o un'idea delirante delle due ragazze, tant'è che quando c'è poi stato in un secondo momento l'intercettazione delle due, quando era in vista l'accertamento medico-legale, quello ha costituito quell'evento esterno che è stato un po' un esame di realtà per loro, che ha fatto mettere in discussione la credibilità di quanto loro avevano architettato, tant'è che si dicevano: può essere che con l'accertamento medico-legale verrà scoperto che non si è trattato realmente di un suicidio? Ora, se fosse un delirio e quindi si parlasse di follia 2, questo non avverrebbe, il delirio rimarrebbe integro anche con un elemento esterno di realtà come l'accertamento medico-legale, porterebbero avanti queste convinzioni e queste spiegazioni poco credibili. Il fatto che invece queste convinzioni si rompano subito nel momento in cui interviene un elemento esterno vuol dire che questa è solo una costruzione, per carità, molto forte, che è credibile solo all'interno di quel rapporto, che però non ha uno stampo delirante. Si parlò, per esempio, di follia 2 nel caso di Charles Starkweather, 19 anni, e della sua fidanzata Carrie Ann Fugate, di 14 anni, alla cui storia è ispirato il film Natural Born Killers di Oliver Stone. La coppia uccise in 2 mesi, tra il 1957 e il 1958, 11 persone tra Nebraska e Wyoming, in quella che venne definita una compulsiva furia omicida. Anche il giudice per le indagini preliminari, che decide poi il rinvio a giudizio, ordina per Anna Maria Botticelli e Mariena Sica una perizia psichiatrica. I periti incaricati concludono che entrambe le imputate presentano disturbi di personalità. Anna Maria ha un disturbo istrionico e un disturbo narcisistico, con un rapporto estremamente problematico con il tema della sessualità, che avrebbe avuto un ruolo nella vicenda, quantomeno come cofattore in grado di alimentare una volontà distruttiva. Di Mariena Sica viene evidenziata immaturità sul piano affettivo, dovuta a un difficile rapporto con la madre e alla centralità della figura del padre, la cui scomparsa, scrivono i periti, costituisce una ferita ancora molto dolente, accompagnata da un vissuto di ingiustizia, di rabbia, che ha alimentato anche i pensieri di morte, ancorché non strutturati. Però, scrivono i periti, Mariena è anche indipendente, volitiva, propositiva. In sostanza i periti non credono all'assoggettamento di una ragazza all'altra, ma che le due abbiano condiviso il progetto e l'azione omicidiaria. Scriveranno i giudici del primo processo in corte d'assise che i periti hanno escluso che i disturbi delle due ragazze possano aver inciso sulla loro capacità di intendere e di volere, negando la sussistenza di un delirio schizofrenico, in quanto lungo l'intero svolgersi degli eventi, le giovani hanno sempre dimostrato una capacità di esercizio delle superiori funzioni della critica, della previsione e della prospettazione, e la loro condotta fu sempre il risultato di una selezione ragionata tra più opzioni possibili e fu costantemente caratterizzata da una direzione finalistica, pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Quindi, quando hanno ucciso Nadia Roccia,
Anna Maria Botticelli e Mariena Sica erano pienamente capaci di intendere e di volere. Durante la perizia richiesta dalla Corte era emerso anche un altro elemento. Mariena Sica e Anna Maria Botticelli non avevano abbandonato il progetto di andare in Nord America. Mariena aveva parlato ad Anna Maria della possibilità di andare a casa dello zio di Nadia Roccia, di ucciderlo e di rimanere a vivere nella sua casa. Per questo nella finta lettera del suicidio avevano fatto dire a Nadia: «Voglio che andiate voi in America». Quando sta per iniziare il processo, il movente resta ancora sconosciuto. Dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale. Non è né la prima né l'ultima volta in cui non riusciamo a capire che cosa sia successo. Di sicuro il satanismo non c'entra niente. Avevano un interesse per il satanismo, ma in una maniera, nelle sue forme più esteriori, più cinematografiche, più stereotipate. Però questa non può essere sinceramente la causa di un delitto, è credo un po' semplicemente una cortina fumogena che loro hanno messo. E l'hanno messa perché in fondo non hanno mai voluto spiegare loro per prime il motivo per cui avevano commesso questo omicidio. Quindi non lo sappiamo perché loro non ce l'hanno detto. Dopodiché ovviamente i periti su fronti opposti si sono scatenati con spiegazioni opposte. La mia sensazione è stata quella che loro due, le assassine, avessero tra loro un legame molto forte. Tant'è vero che c'è un momento in cui il professor Bruno parla proprio di Follia 2. Se non mi sbaglio, fu lui a farlo. Questo, comunque lo vogliamo chiamare, loro avevano un rapporto molto forte, erano secondo me abbastanza simbiotiche. E questo significa che questo legame generalmente è dato da una persona, come dire, che comanda e l'altra, uno è il leader e l'altro il gregario. Ecco. E mi sembra di rivedere questa dinamica anche in questo tipo di delitto. Ma ciò di cui si discute molto è la presunta omosessualità latente di Anna Maria Botticelli. Ecco cosa disse per esempio l'avvocato difensore di Mariena Sica, parlando della impossibilità di capire il movente dell'omicidio. Il fatto di non esserci riusciti, e ci abbiamo provato tantissimo, rimanda a un qualcosa di, a mio avviso, di passionale, però al tempo stesso di non troppo bello da dire. Se io, per esempio, ho molto creduto sin dall'inizio al fatto che il possibile movente potesse risiedere in una omosessualità della Botticelli, una omosessualità latente e rifiutata al tempo stesso. Cioè, a mio avviso, lei si sentiva attratta da Nadia. Allo stesso tempo, il pubblico ministero Viola continua a essere convinto che dopo il delitto qualcuno abbia aiutato le due ragazze a orientare in qualche modo la scena del crimine, che addirittura abbia lavato per terra, rimesso a posto sedie e oggetti. Ecco il PM Alfredo Viola. Sulla base delle prove acquisite è stata compiuta un'attività manipolatoria. Il corpo sembra essere stato ricomposto e una ipotesi investigativa era quella che fosse intervenuto qualcun altro e ovviamente in questo caso non poteva trattarsi che di familiari. Come detto, non ci sono però prove per sostenere che la manipolazione sia stata attuata da qualcuno, che non fossero le due ragazze. Ci sono sospetti, ma nessun elemento concreto. Il processo inizia a Foggia alla fine del 1999. I difensori delle due ragazze hanno chiesto il rito abbreviato, che però non è stato concesso. Il pubblico ministero fa capire subito che chiederà la pena dell'ergastolo. Sulla colpevolezza delle ragazze non ci sono dubbi e la perizia chiesta dal GIP ha escluso l'incapacità di intendere e di volere. Non sono stati individuati complici, quindi hanno fatto tutto da sole. Almeno questo è ciò che appare al processo, visto che non ci sono coimputati. L'unica incognita è proprio sulla pena che verrà stabilita, ma sembra già tutto deciso. Il pubblico in aula attende solo l'ergastolo, e così in generale tutti coloro che conoscono e hanno seguito il caso. Il video dell'esperimento giudiziale, quello in cui le due ragazze hanno replicato la scena dell'omicidio, è stato determinante perché si creasse una sorta di giustizia attesa. Quella storia
non può che finire con il carcere a vita. Il pubblico ministero descrive la brutalità dell'omicidio. Pensa che ci debba essere l'aggravante della premeditazione, quella dell'aver agito per motivi abietti o futili, quella dell'aver operato sevizie o l'aver agito con crudeltà, quella dell'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Secondo il pubblico ministero, il movente che aveva spinto le due ragazze a uccidere Nadia Roccia era stato il mancato viaggio negli Stati Uniti. Disse il PM Viola: immergiamoci nella realtà di Castelluccio, con due ragazze che si sentivano superiori e avevano un unico progetto, quello di andare via. Quello di disilluderlo per Nadia Roccia è stato un atto pericoloso. Le due erano convinte che si sarebbe concretizzato, ma quando Nadia ha rivelato che lo zio non avrebbe potuto ospitarle, iniziano i progetti per ucciderla. L'omicidio è una punizione. Negli interrogatori emergono frasi di odio verso Nadia. Il sogno non esiste, è una loro invenzione. Il difensore di Anna Maria Botticelli replicò: sono convinto che il pubblico ministero non crede davvero a questo movente. Gli serve solo per chiedere l'aggravante dei futili motivi. Per l'avvocato si era di fronte a un delitto senza motivi, senza ragioni, e che può essere ricondotto quindi solo a due persone folli. L'avvocato di Mariena Sica disse: se il movente del viaggio in America fosse vero, allora sarebbe la prova che le due sono realmente folli. La sentenza viene emessa il 9 febbraio del 2000. Dichiara Botticelli Anna Maria e Sica Maria Filomena colpevoli dei reati loro ascritti e condanna ciascuna di esse alla pena dell'ergastolo. Bravo Nadia! La tengo qua Nadia! La giustizia si è fatta Nadia! I giudici non riconobbero nessuna attenuante generica, né l'incensuratezza delle due ragazze né il fatto che avessero confessato il delitto. Vennero invece riconosciute tutte le aggravanti richieste dal pubblico ministero, tra cui quella della crudeltà. Aver appoggiato il piede e aver poi scavalcato il corpo di Nadia Roccia per capire se era realmente morta era, per i giudici, un atto di crudeltà. Scrissero nelle motivazioni che le confessioni erano arrivate solo dopo che le due erano state di fatto incastrate dagli investigatori. Anzi, la confessione, secondo i giudici, faceva parte della dinamica dell'omicidio, ritenendola una linea difensiva, se fossero state scoperte dagli investigatori e se la simulazione fosse stata svelata. Le due ragazze avevano ucciso, scrissero i giudici, per saggiare la loro velleità di potenza. Secondo la Corte d'Assise di Foggia, il movente non era però il mancato viaggio in America. Avevano ucciso per denaro, perché chiedevano continuamente soldi a Nadia. Non è chiaro però, nemmeno nel caso di questo movente ipotizzato, come questo fatto avrebbe poi portato all'omicidio. I giudici parlarono anche di un legame omosessuale, ma scrissero: non tra la vittima e la Botticelli, bensì tra le due assassine. Se l'omosessualità latente della Botticelli, da più parti ipotizzata, anche per evidenti proiezioni, latente non fosse, se l'unione con la Sica fosse cementata da una relazione omosessuale, nessuno dei periti o consulenti che si sono occupati del caso probabilmente si meraviglierebbe. Disse l'avvocato Pellegrini, il legale di Anna Maria Botticelli. È una pena pesante, pesante per due ventenni. Si tratta di una vendetta sociale. Bisognava dare la risposta più pesante possibile. E l'avvocato Pellegrini: l'ergastolo è una sentenza fortemente miope, che sa di vendetta sociale. Il processo d'appello si svolge a Bari nel 2001. Cambia ancora il movente.
Il sostituto procuratore Antonio Mirabile dice che l'aspetto della relazione omosessuale tra le due imputate non è stato affrontato abbastanza compiutamente in primo grado, per un senso di pudore paesano e forse per non creare ulteriore dispiacere alle famiglie delle due imputate. Per il magistrato era proprio testuale: l'attrazione, l'infatuazione, il delirio sessuale che le univa a spingerle a uccidere Nadia, che consideravano il terzo incomodo, l'ostacolo a un rapporto fulgido. Nel processo d'appello interviene un elemento nuovo. Ad Anna Maria Botticelli viene diagnosticata la sclerosi multipla. Secondo i medici la malattia poteva essere presente da tempo. L'avvocato della ragazza chiede così una nuova perizia psichiatrica per accertare se la malattia abbia potuto influire sulle azioni dell'imputata. La richiesta viene respinta. La Corte d'Appello esclude le aggravanti dei futili motivi o abietti e anche quella dell'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età, tale da ostacolare la pubblico-privata difesa. Vengono invece riconosciute le attenuanti generiche, come l'incensuratezza e la collaborazione con gli inquirenti, cioè la confessione del reato, che secondo la Corte d'Appello era avvenuta prima dell'esperimento giudiziale, prima che gli inquirenti dicessero alle ragazze che erano state intercettate e registrate mentre si trovavano in procura a Foggia. La pena nel processo d'appello scende così dall'ergastolo a 25 anni di reclusione. La sentenza suscita enormi reazioni e proteste. A parte quelle del tutto comprensibili della famiglia di Nadia Roccia, in molti anche sui media protestano per la decisione. Disse il celebre avvocato penalista Nino Marazzita intervenendo nella discussione. Il sistema penale oggi è un sistema che offre molte garanzie. E questo del processo alle due ragazze è tipico di una serie di garanzie, perché se il giudice di primo grado dall'ergastolo a persone molto giovani, incensurate, questo è un eccesso, perché così facendo si limita la possibilità di uscire a persone che sono appena maggiorenni. Se queste due ragazze avessero compiuto il fatto alcuni mesi prima, avrebbero avuto un trattamento notevolmente più generoso. La sentenza di primo grado aveva sicuramente ecceduto nell'irrogare la massima pena dell'ergastolo. Poi la Corte d'Assise d'Appello aveva rivisto con maggiore senso dell'equilibrio e con maggiore rispetto delle personalità in senso lato. La giovinezza è l'elemento fondamentale nella valutazione della personalità e perciò avevano ridotto la pena concedendo le attenuanti generiche. Va ricordato che l'articolo 575 del Codice Penale dice: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. La pena può poi salire in base alle circostanze aggravanti e può comportare l'ergastolo se vengono riconosciute aggravanti specifiche come la premeditazione o la crudeltà e le sevizie. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che le attenuanti compensassero alcune aggravanti e hanno tenuto conto anche della giovane età, che però va detto di per sé non costituisce un'attenuante. Il fatto che il processo d'appello si sia svolto in un clima di minore furore mediatico ha fatto sì che venisse considerato anche l'aspetto rieducativo della pena e non solo quello punitivo. Dice la psicologa forense Ludovica De Fazio. Innanzitutto bisogna premettere che il carcere, oltre alla funzione custodiale, quindi di custodia effettiva, cioè la limitazione della libertà personale, ha una funzione riabilitativa, che poi a mio avviso è quella più importante, perché spesso non si considera che i detenuti che scontano realmente la pena a vita sono una minima parte. Questo significa che la maggior parte di loro tornerà prima o poi in libertà e quindi è interesse di tutti che possano tornarci nelle migliori condizioni possibili. Per farlo c'è innanzitutto il lavoro clinico, quindi psicologi, medici, educatori lavorano con colloqui individuali, tecniche di gruppo, terapie farmacologiche, progetti specifici.
Nei casi come quelli della Botticelli e della Sica, il lavoro dovrà incentrarsi sugli aspetti critici dei loro disturbi di personalità, in questo caso particolare soprattutto quelli relazionali affettivi. Perché se è vero che non si può guarire da un disturbo di personalità, è anche vero che si può condurre una vita sufficientemente equilibrata, purché si conoscano e si riconoscano i propri fattori di rischio e quindi si impari a prevenirli o a gestirli. Oltre poi al lavoro clinico, occorre valutare la pericolosità sociale, cioè la probabilità che il detenuto possa recidivare, cioè ripetere il reato. E questo si appura, oltre alla parte clinica di cui abbiamo appena parlato, con l'osservazione sistematica a lungo termine da più osservatori possibili, che siano gli agenti di polizia penitenziaria, l'area sanitaria, l'area educativa, eventuali consulenti esterni, perché i detenuti sono osservazione quasi ogni giorno e non è possibile simulare comportamenti, reazioni, relazioni sociali per tutto il giorno per anni. Quindi, se poi questi percorsi vanno a buon fine, si procede con un reinserimento graduale nella vita di tutti i giorni, tramite ad esempio permessi premio o la semilibertà, per cui i detenuti hanno il permesso di uscire dall'istituto penitenziario per alcune ore o per l'intera giornata per poi rientrare in istituto la notte. Ma la vicenda del delitto di Castelluccio dei Sauri non è finita. Nel 2002 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa delle due ragazze e annulla la sentenza con rinvio, cioè impone che venga effettuato un nuovo processo. La Corte di Cassazione giudica che l'aggravante della crudeltà e delle sevizie di cui si erano rese responsabili le due ragazze, secondo i giudici di merito, non era sufficientemente motivata. Scrissero i giudici della Cassazione. Se, infatti, è esatta l'affermazione secondo la quale, per la sussistenza dell'aggravante, non si richiede l'attitudine della vittima a percepire o avvertire gli atti di crudeltà, essendo la circostanza essenzialmente imperniata sulla considerazione del comportamento dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un modus agendi, connotato da particolare insensibilità, spietatezza ed efferatezza, va tuttavia rilevato che l'aggravante sussiste in quanto l'azione si dirige verso una persona e tale è l'uomo soltanto finché vive. Nel momento in cui ha cessato di vivere, non può più essere considerato persona, per cui gli atti di crudeltà compiuti contro le sue spoglie potranno eventualmente costituire un diverso reato, ma non integrare l'aggravante in esame. Quindi i giudici cassazionisti, nella decisione di annullamento con rinvio, chiedono alla Corte di Merito, cioè alla Corte d'Appello, di riconsiderare quell'aggravante. Succede ancora qualcosa. C'è un patteggiamento e nel 2003 la pena scende a 21 anni di reclusione. L'istituto giuridico del patteggiamento di solito viene utilizzato prima del processo di primo grado. In questo caso compare prima del secondo processo d'appello. Quella del patteggiamento in appello, cioè nel cosiddetto processo di secondo grado, è una storia piuttosto ondivaga. Era stato inserito con la riforma del 1988, ma era stato dichiarato incostituzionale solo 2 anni dopo. Era tornato in vigore, anche se con alcune differenze, nel 1999, per poi essere abrogato definitivamente nel 2008. Ma nel 2017 il patteggiamento in appello è stato reintrodotto dalla riforma del ministro Orlando. Oggi si chiama concordato in appello. Ecco come lo spiega l'avvocato Luigi Dell'Aquila. Nel 99 viene introdotto il patteggiamento in appello, cioè si può patteggiare non solo in primo grado, ma anche in Corte d'Appello, prima ovviamente dell'apertura del dibattimento di appello. Poi questo viene abrogato nel 2008, viene reintrodotto dalla legge Orlando del 2017, la riforma della giustizia e del PD, che lo chiama concordato in appello. Ed è il 599 bis. Oggi esiste il concordato in appello. Cosa vuol dire? Significa che te, prima dell'apertura del dibattimento in appello, almeno 15 giorni prima della data d'udienza fissata, puoi depositare un'istanza di concordato o
ai tempi della Roccia, diciamo, un'istanza di patteggiamento, con cui concordi una pena, così come conosci te il patteggiamento vero e proprio, con il procuratore generale anziché il pubblico ministero. E la Cartabia ha potenziato ancora di più in scopo deflattivo il concordato in appello, cioè addirittura si può concordare in appello anche con misure di pena sostitutive. Cioè, ad esempio, dici, guarda, no, voglio fare il concordato e vado a fare i lavori di pubblica utilità, perché il PNRR necessita di velocità, bisogna sfoltire le corti di appello che sono strapiene, siccome chi condannato in appello fa automaticamente ricorso in Cassazione, quindi faccio una deflazione di 2 gradi in 1 e risparmio soldi e quant'altro. Perché come funziona in appello? Allora, se il primo grado è veramente una questione di pena, no? E si va quasi con una formula matematica, bisogna andare con la calcolatrice e con i conti dal PMD. E da 1 a 4, dottore, facciamo 2, partiamo da 2, stiamo nel mezzo, sulla gravità, no? Si fa una valutazione concreta. 2, lei me lo riduce di 1/3, vado a X, quindi 24 mesi meno 1/3, Y. Nel concordato in appello non è soltanto una questione di pena, è una questione che, come dice il 599 bis, bisogna concordare l'accoglimento di uno o più motivi di appello già formulati. Quindi il difensore promuove appello con dei motivi di appello. A 15 giorni prima dell'udienza può andare dal procuratore generale e dire: io rinuncio a uno o più motivi e chiedo l'accoglimento solo di uno. Lei con questo accoglimento me lo riduce la pena X mesi, X anni, partendo da una pena base che sta nel mezzo della nostra cornice dittale? E quindi il pubblico ministero e il procuratore generale e il difensore si mettono d'accordo davvero su una pena che presentano alla Corte, la quale dovrà eseguire un vaglio, esattamente come fa il giudice di primo grado, cioè il vaglio di equità, un vaglio di pertinenza, affinché la pena concordata sia astrattamente, diciamo, idonea rispetto alla gravità dei fatti e rispetto alle circostanze del caso. La madre di Nadia Roccia, dopo che venne resa nota la decisione sul patteggiamento, disse: non c'è giustizia, non ci sentiamo tutelati da questo Stato. Quindi alla fine del lungo iter giudiziario la pena per Anna Maria Botticelli e Mariena Sica è di 21 anni di reclusione. Nel frattempo, dopo 5 anni, Mariena era uscita brevemente dal carcere per termine dei limiti di carcerazione preventiva. Tornò in reclusione dopo la sentenza definitiva in Corte di Cassazione. In carcere Anna Maria Botticelli e Mariena Sica si sono laureate. Anna Maria è stata scarcerata dopo pochi anni di carcere per l'aggravamento delle sue condizioni di salute. Nel 2013 anche Mariena Sica è tornata libera. Entrambe quell'anno hanno finito di scontare la pena grazie a una serie di sconti per buona condotta previsti dalla legge. Entrambe oggi hanno un nome diverso. Non sono mai tornate a Castelluccio dei Sauri. Sono passati 28 anni dalla morte di Nadia Roccia. Il movente di quell'omicidio non è mai stato realmente scoperto. Avete ascoltato la seconda parte di Indagini sull'omicidio di Nadia Roccia. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.